Proseguono gli appuntamenti in città. Ieri il gruppo del Messico a Fontanelle, oggi quello dell'India al villaggio Peruzzo. Questa sera la premiazione dei bambini del mondo. Ancora iniziative in provincia di Agrigento. 3,5 kg di cocaina nell'auto, a bordo anche i 6 figli minori di una coppia. Acragas Castellammare ed Enna Nissa nel servizio di Carmelo Lentini. Buongiorno da TVA Notizie. In attesa della fiaccolata di domani, la festa del mandorlo in fiore prosegue con diversi appuntamenti coinvolgendo quartieri e scuole. Questa mattina il gruppo dell'India si è recato alla scuola del villaggio Peruzzo. Vediamo con Arturo Cantella. La scuola Manhattan e oggi visita del gruppo folcloristico dell'India. Sì, questo gemellaggio così con i ragazzi dell'India. Le nostre ragazze hanno fatto un percorso anche curricolare per quanto riguarda gli aspetti storici anche di questa nazione, hanno studiato i costumi, le tradizioni e più che altro questo è un momento, ripeto, di unione tra due popoli diversi e quindi noi siamo ben felici di accogliere il gruppo dell'India qua, ringraziamo gli organizzatori che ci hanno dato questa opportunità di avere questo gruppo nella nostra scuola. Un momento di condivisione di una festa vissuta dalla città in questi giorni. Sì, devo dire che, ripeto, siamo molto felici di avere questo gruppo, dimostrazione del lavoro che quotidianamente facciamo nella nostra scuola. Adesso le nostre ragazze, ad esempio, saluteranno in lingua inglese e questo è un percorso curricolare che hanno fatto e che permette loro anche di esplicitare le conoscenze e le competenze acquisite. La nostra scuola primaria Nuova Manhattan del liceo Rita Levi Montalcini di Agrigento, diretto dal dirigente scolastico professor Luigi Costanza, quest'anno ha partecipato al progetto Adotto un patrimonio all'interno della saga del mandorlo in fiore. E i bambini hanno fatto un lavoro di ricerca guidati dai docenti e con la collaborazione delle famiglie per conoscere questa tradizione del Nowruz che appartiene al gruppo folcloristico dell'India. Il Nowruz è la festività dell'anno nuovo, quindi con canti, balli, loro festeggiano il nuovo anno, ma nonché anche l'arrivo della primavera. I bambini quindi hanno conosciuto questa tradizione che è piena di rituali e si sono adoperati al completamento di una tavola che è la caratteristica di questo Nowruz che rappresenta i 7 elementi di pace, luminosità, associazione, quindi sostentamento, nonché anche hanno elaborato delle ricette tipiche della festività. Sicuramente tutto questo poi è stato rielaborato in uno storytelling e poi oggi appunto si è realizzato il workshop col gruppo e quindi abbiamo fatto vedere quello che noi abbiamo rielaborato delle loro tradizioni. Ecco, questa è la tavola, se ce la vuole un po' descrivere. La tavola appunto sono con i 7 simboli della tradizione, quindi le uova colorate, l'aceto, lo specchio che dà per il futuro, le mele, i semi di grano, le candele per la luminosità, poi anche l'aglio è il loro simbolo e poi anche la farina e le piante di giacinto. Poi sicuramente questo progetto ha una grande valenza formativa perché attraverso queste attività si sottolinea l'importanza della diversità culturale, del linguaggio interculturale, nonché l'accettazione delle regole di vita diverse tra i popoli e questo a sottolineare anche a cercare di far venire meno quei sentimenti di intolleranza che a volte abbiamo verso i popoli, che a volte appunto nella società sono presenti. Questo dà la possibilità anche ai ragazzi e ai bambini di vederli proprio da vicino, insomma, e di poter dialogare con loro. Sì, si hanno questo contatto e quindi anche è stato un modo per mettere l'inglese che i bambini studiano normalmente in movimento e quindi creare questo scambio anche linguistico. Quindi una funzione educativa molto importante. Sì, molto educativa sicuramente e formativa, perché appunto è giusto che anche i bambini si rendano partecipi di questa festa
festa bellissima che abbiamo ad Agrigento e che appunto ci fa conoscere tante nazionalità provenienti dalle varie parti del mondo e che i bambini piccoli magari a volte non conoscono come dovrebbero, perché insomma è la scuola che in questo senso fa tanto. Ecco. Ecco, come si vive questa esperienza qua ad Agrigento della festa del mandorlo e questo gemellaggio con una scuola elementare? It's been a very good experience being here. Siamo molto orgogliosi di poter rappresentare la nostra nazione qui alla Festa del Mandorlo in Fiore. Tutti gli artisti e il pubblico sono molto accoglienti, la città è molto bella e ci sta dando l'opportunità di conoscere tutta una serie di altre culture, in particolare siamo qui stamattina accolti dalla scuola per condividere la nostra cultura. Ed è stata festa ieri anche a Fontanelle per la presenza del gruppo del Messico, applaudito per i costumi e le danze. C'è il servizio. E anche qui la festa, qui a Fontanelle, dove il gruppo del Messico, partecipante al Mandorlo in Fiore, ha animato lo spazio polifunzionale Monsignor Russotto, sottostante la parrocchia di San Nicola. Un evento che si è potuto realizzare grazie alla Proloco Agrigento e al comitato di quartiere Fontanelle Insieme, con la preziosa collaborazione degli Scout Agrigento 2. Porca le mani. Un'ora di spettacolo gradito ed applaudito dai numerosi presenti, intere famiglie che hanno dimostrato di apprezzare un altro momento di festa che aiuta a cancellare il brutto marchio di quartiere dormitorio, perché Fontanelle è un quartiere vivo grazie a chi si adopera ogni giorno come il comitato Fontanelle Insieme. I messicani hanno saputo calamitare l'attenzione del pubblico. Musicisti e danzatori in abiti tradizionali sono stati applauditi dall'inizio alla fine. Presente ad arricchire l'atmosfera di festa anche una rappresentanza del gruppo Città dei Templi. Ascoltiamo il presidente del comitato di quartiere Vito Lauricella sulla serata di ieri. Vito, un assaggio di festa del mandorlo anche a Fontanelle. Oggi pomeriggio è stato un bellissimo momento di festa e di gioia per il nostro quartiere e per la nostra comunità. Abbiamo accolto il gruppo del Messico che partecipa al Mandorlo in Fiore in questa settimana di festa. Ringraziamo la Proloco che ha deciso di coinvolgere i quartieri perché anche da qui possa partire un messaggio di pace, di concordia e di fratellanza. E quello che abbiamo sperimentato e abbiamo vissuto è stato veramente bello per tutti. Por aquí pasando,
Alle 21 il Museo Griffo ospiterà i Bambini del Mondo per l'assegnazione del premio Claudio Crescenzo. Alla bambina più piccola del festival andrà la Pigotta, simbolo dell'Unicef. Il servizio di Giuseppe Moscato. Applausi a scena aperta e standing ovation per i gruppi folcloristici partecipanti al 20° Festival internazionale I Bambini del Mondo e inserito nel contesto del 75° Mandorlo in Fiore durante gli spettacoli di questi giorni. Gruppi internazionali di grande professionalità, nonostante la tenera età, che hanno interpretato pienamente lo spirito del festival, ovvero trasmettere attraverso il folklore messaggi di pace, fratellanza e convivenza civile internazionale. Questa sera al Museo Pietro Griffo il clou della manifestazione con il galà I Bambini del Mondo e l'assegnazione del premio Claudio Crescenzo. Non il classico premio che si dà al gruppo più bravo. Al Festival I Bambini del Mondo tutti i gruppi sono vincitori. Il premio è legato al ricordo del papà del festival, Claudio Crescenzo, che insieme a Giovanni Di Maida 20 anni fa idearono il festival dedicato ai bambini. Un premio che va oltre e coniuga il folklore con la promozione culturale e quella umana e sociale. Il gruppo vincitore è stato esaminato per l'impegno nel trasmettere non solo le tradizioni popolari del proprio paese, ma anche i valori della pace propri del festival. A scegliere il vincitore sono stati 5 ragazzi di Agrigento. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, anche per quest'anno, il 4° consecutivo, ha concesso il proprio patrocinio al Festival I Bambini del Mondo, in considerazione dell'alto valore culturale ed educativo dell'iniziativa. Sempre questa sera, il Comitato Unicef di Agrigento, da sempre partner di AIFA, l'associazione che organizza il festival, assegnerà la Pigotta, la bambola simbolo della raccolta fondi Unicef, alla bambina più piccola del festival. Per i Bambini del Mondo e i loro organizzatori questo momento assume un significato particolare perché la Pigotta si chiama Alice, una ragazza che non c'è più ed è volata in cielo, ma che gli organizzatori vogliono sempre ricordare. La Pigotta Alice sarà consegnata dalla Presidente nazionale dell'Unicef Italia, Carmela Pace, venuta appositamente ad Agrigento per partecipare a questa iniziativa, prima donna a ricoprire questa importante carica nella storia dell'Unicef in Italia. Altro importante momento sarà il concorso Italia, Immagini e Pensieri, promosso in collaborazione con la società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presieduta da Enza Ierna. Il concorso è riservato ai ragazzi dei gruppi internazionali che partecipano al festival, i quali dovranno esprimere a loro modo, con un disegno, un grafico, una frase, insomma qualcosa che li ha colpiti particolarmente nella loro presenza qui ad Agrigento e la loro partecipazione al festival. Al vincitore sarà consegnata una targa ricordo. In occasione dell'8 marzo, il distretto turistico Valle dei Templi ha organizzato ieri un evento con i club service guidati da donne. Vediamo. Donne, vita e libertà è stato il tema di un evento organizzato dal distretto turistico Valle dei Templi. Ieri presso il Museo Archeologico Sala Fazzello, un evento al quale sono stati invitati a partecipare i club service femminili che hanno analizzato ciascuno per la sua parte una donna che per aver espresso valori e esempi si è imposta come di spicco e ispirazione per tutti. Prima un flash mob sulle donne iraniane, curato dal regista Marco Savatteri. Da Saffo ad Artemisia Gentileschi, Giusy Carreca e altri esempi hanno parlato una vasta platea delle libertà femminili. Mi sono sentito particolarmente motivato a contribuire all'organizzazione di questo evento di oggi. Perché? Perché lo spirito del mondo migliore, la fraternità, la pace, la fratellanza, la tolleranza, l'accoglienza, non possono essere semplicemente parole. E allora, dato che quest'anno la settimana del Mandorlo ricomprendeva l'8 marzo, è sembrato significativo quindi proporre ad alcune delle associazioni più rappresentative del territorio per quanto riguarda
riguarda appunto le tematiche femminili, mi è sembrato significativo proporre la realizzazione di questa giornata. E l'ispirazione in particolare mi è venuta dal vedere qualche tempo addietro su internet, così come facciamo tanti scrollando le immagini su internet, di vedere alcune foto storiche che erano le foto storiche dell'Iran degli anni 70. Per chi non avesse avuto l'occasione di farlo, io vi prego di fare proprio una ricerca e scoprirete che negli anni 70 in Iran le signore erano perfettamente libere, perfettamente. Oggi qui, concludo, raccogliamo il suo testimone, affermando, perché parliamo di libertà della donna, di libertà in generale, come la libertà sia qualcosa che segue l'evolversi della società e dobbiamo riflettere sul fatto se la società ci ha permesso di sfiorarla, impadronircene, è la stessa società che attualmente l'ha corrotta, ammalata, derubata, catturata, quasi resa schiava. Lo vediamo con le guerre, con la violenza, con le mistificazioni. Quindi da questa sala bella e terminita credo che il nostro compito di donne oggi sia questo, riconoscere questo processo e fare tutte insieme rete per arrestarlo, in nome proprio di quella libertà che oggi ci hanno regalato i luminosi esempi di donne che abbiamo fin qui ascoltato. E sempre nell'ambito della Giornata Internazionale della Donna, l'associazione Agape di Agrigento, con il presidente Angela Galvano, ha incontrato le volontarie del CAV, il Centro Aiuto alla Vita presieduto da Pinuccia Pappalardo. Ce ne parla Giuseppe Moscato. È stata una festa della donna diversa, quella promossa dall'associazione Agape di Agrigento. Un 8 marzo senza convegni o dibattiti che ha visto la presidente Angela Galvano e le altre socie vivere un momento di solidarietà tangibile in favore di altre donne. L'associazione Agape, infatti, ha incontrato le volontarie del CAV, Centro Aiuto alla Vita di Agrigento, ed alcune delle loro assistite, portando con loro, oltre alla classica mimosa, simbolo dell'8 marzo, la loro solidarietà e vicinanza ed anche dei regali per le donne ed i loro piccoli. È stata anche l'occasione per programmare future iniziative comuni che vedranno le due associazioni unite in favore ed in aiuto delle donne in difficoltà. Ma ecco le protagoniste. Sì, come associazione Agape abbiamo deciso quest'anno di dedicare l'8 marzo, quindi la celebrazione di questa festa, alla maternità e alla solidarietà, ed è per questo motivo che abbiamo contattato l'associazione Centro Aiuto alla Vita nella persona della sua presidente Pinuccia Pappalardo per proporgli quella che era la nostra idea relativa a questa giornata. Abbiamo trovato nella presidente grande disponibilità e ha sposato in pieno la nostra iniziativa. Noi abbiamo voluto dedicare questa giornata appunto alla maternità perché riteniamo che la maternità e le donne in gravidanza debbano essere tutelate le mamme e tutelate la vita che portano in grembo. Purtroppo spesso accade che vi sono donne in difficoltà perché si trovano da sole ad affrontare una gravidanza, a volte si trovano di fronte ad un bivio, così come a volte anche capita che vi siano delle famiglie in difficoltà, non soltanto le madri, anche per esempio per questioni economiche. Ecco che arriva così l'aiuto di associazioni come Centro Aiuto alla Vita, come la nostra associazione, che siamo un'associazione di promozione sociale e che, sposando dei valori e dei principi che tengono insieme le nostre associazioni, abbiamo come finalità quelle di aiutare il prossimo, di essere presenti sul territorio. Con questa iniziativa noi miriamo proprio a dare un segnale
che miri a sottolineare l'importanza della maternità, l'importanza della tutela della vita, l'importanza di stare accanto a quelle ragazze e a quelle donne che dovrebbero vivere in maniera serena e tranquilla quello che è il momento più bello della vita di una donna, e invece spesso si vedono e si trovano da sole a vivere un periodo pieno d'ansia e di preoccupazione. Una solidarietà tangibile, perché vedo che avete portato tante belle cose. Sì, abbiamo deciso di portare dei doni, una fornitura di pannolini per l'associazione Centro Aiuto alla Vita, giocattoli, indumenti, tutto ciò che potrebbe servire ad un bambino che si affaccia alla vita. Gli aiuti quando arrivano fanno sempre bene e dimostrano che quindi il lavoro da voi svolto viene apprezzato dalla società civile. Eh sì, è vero, e in questo anno particolare abbiamo avuto tantissima solidarietà. Per noi, per le nostre mamme, è stato veramente un grande sollievo. Anche oggi donne che aiutano altre donne, mamme che aiutano altre mamme, perché il dono della maternità è una cosa meravigliosa, ma spesso molte donne sono costrette a scegliere se portare avanti la gravidanza o no, e tutto questo spesso si fa per motivi economici, si fa anche per tanti altri motivi, però dove c'è proprio il vero problema è quello economico, allora il CAV, il Centro Aiuto alla Vita, presente da ben 23 anni ad Agrigento, è sempre pronto ad aprire le porte e ad aiutare queste mamme. Oggi, grazie all'associazione Agape, con cui presidente è la Angela Galvano, una mia cara amica, devo dire che per noi è un pomeriggio diverso dai soliti stare dietro ad una scrivania e parlare di donne, dei problemi delle donne, delle fragilità delle donne. Tante sono le fragilità delle donne e spesso la donna è costretta a non voler portare avanti la gravidanza perché resta da sola. Qual è il prototipo della donna vostra assistita? Diciamo che noi assistiamo dalle sedicenni anche alle quarantenni, perché spesso, ecco, come ho detto prima, accettare una gravidanza è dura, sia per la ragazzina e sia per la donna matura che pensava di non avere più figli, però con grande umiltà e con grande veramente, come dire, ecco, bussare alla porta del CAV significa aiutatemi a portare avanti questa gravidanza, io da solo non ce la faccio, e quindi noi diamo un sostegno spesso anche economico, perché no? Perché il progetto Gemma è una cosa importante, cioè quella piccola cifra che noi diamo ogni mese per tutte quelle donne che hanno rischiato di abortire proprio per problemi economici, allora arriviamo noi. Infatti la giornata della vita quest'anno è stata proficua e grazie a questa giornata del 5 di febbraio noi quest'anno possiamo salvare 6 bambini da un aborto sicuro. Io volevo ringraziare il Centro Aiuto per la Vita che mi ha aiutato a portare avanti la mia gravidanza, mi ha assistito sia durante il parto, diciamo mentre ero in gravidanza, anche dopo, mi hanno aiutato con il mio bimbo, mi hanno dato il progetto Gemma e tante altre cose per il mio bimbo. Ringrazio anche l'associazione Agape che ci hanno fatto dei regali che sono oggi qui con noi. È una singolare iniziativa, sempre nell'ambito della Festa Internazionale della Donna, si è tenuta ieri a Canicattì. C'è un'intervista con Nora Puzzangara. Celebrare la donna non soltanto l'8 marzo ma tutti i giorni, e farlo in diversi modi, anche in versi. Esatto, buonasera intanto. Ricordiamoci oggi che è l'8 marzo, ma non è una festa della donna, è una ricorrenza proprio di quelle donne che sono state appunto rivendicate dalla violenza, dagli atti, diciamo, che molto spesso la tengono soggiogata in tantissime forme. Oggi stiamo dedicando questa giornata ad un progetto molto, molto carino, direi, la realizzazione di un libro dove chiunque può mandare una poesia, quindi chiunque può partecipare e scrivere dei versi, una poesia quindi dedicata alla donna, e quindi specialmente la donna intesa come bellezza e non esteriore, perché si sa che la bellezza esteriore prima o poi va via, quindi è la bellezza interiore che ogni donna ha, quello che ci dà. E quindi questo libro vuole rimanere nel ricordo sia dell'associazione che anche del paese di Canicattì, perché sicuramente dopo che sarà stampato lo daremo anche alla biblioteca comunale.
c'è una scadenza in questa iniziativa? Sì, non abbiamo ancora deciso, ma penso che le poesie si possono inviare entro il mese di giugno, perché giustamente poi avremo bisogno dei tempi tecnici per poter realizzare la stampa, e quindi poi in un secondo momento realizzeremo anche un altro evento dove ci sarà la presentazione del libro. Lo dico subito, il libro non è in vendita, perché noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi non puntiamo sugli introiti, però visto che dobbiamo sostenere delle spese di stampa, tutto ciò che concerne appunto la stampa, se anche gli autori stessi vorranno dare un qualsiasi contributo, che può essere anche di €1, è simbolico, però ci aiuterebbe a livello di associazione a sostenere queste spese. In che modo, o per meglio dire attraverso quali mezzi è possibile inviarvi le poesie? Allora, le poesie noi oggi abbiamo chiesto di portarle qui davanti alla villa, perché essendo oggi l'8 marzo vogliamo omaggiare tutte le persone che portano le poesie, la vogliamo omaggiare di una mimosa, che è il simbolo appunto dell'8 marzo. Però la possono inviare tramite mail. La mail è forzadelledonnecanicche@libero.it. Inviandole lì noi poi le scarichiamo, le elaboriamo e realizziamo la raccolta. Volevo fare una precisazione in tutto ciò. In questo progetto non ci saranno vincitori, o meglio, saranno tutti vincitori, tutti partecipanti, perché si sta facendo tutto questo solo per la gloria, per il piacere di dire anch'io ho scritto qualcosa su questo libro. Inoltre volevo ringraziare il Comune di Canicattì per aver patrocinato questo nostro progetto e quindi per averci permesso di realizzarlo. Veniamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato 3,5 kg di cocaina ad una coppia appena sbarcata dal traghetto. A bordo dell'auto i 6 figli minori della coppia. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato circa 3.600 grammi di cocaina in transito sullo stretto di Messina, arrestando un soggetto per violazione alla normativa in materia di sostanze stupefacenti. L'attività condotta dalle Fiamme Gialle del gruppo di Messina, con il prezioso ausilio delle unità cinofile, attesta la costante attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto ai punti di accesso alla Sicilia. In particolare, grazie al fiuto del cane antidroga Urban, altamente specializzato in operazioni della specie, durante il controllo di un minivan appena sbarcato dalla costa calabra, con a bordo una coppia con al seguito 6 figli minorenni, i finanzieri hanno rinvenuto 3 panetti contenenti oltre 3,5 kg di cocaina, abilmente occultati in un vano naturale del mezzo, ricavato tra tetto e il suo rivestimento. Lo stupefacente avrebbe potuto fruttare, sulle piazze di spaccio siciliane, oltre 700.000 euro. Sulla base delle risultanze investigative, che dovranno comunque trovare conferme in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, l'indagato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti ed associato alla casa circondariale di Gazzi. La polizia ha notificato un avviso di conclusioni delle indagini a carico di un dipendente dell'ufficio patenti speciali dell'Aspe di Agrigento, ora in pensione. L'uomo, le cui iniziali sono SS, abusando delle proprie funzioni, avrebbe chiesto ad alcune donne favori sessuali per agevolare la restituzione della patente ritirata. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Prevenzione dell'obesità, sport e salute, un interessante convegno a Porto Empedocle che ha coinvolto gli alunni. Arturo Cantella.
Interessante progetto che parla di obesità agli alunni della scuola Rizzo, oggi qui a Porto Empedocle con qualificati esperti relatori che danno proprio dei consigli agli giovani alunni. Il 4 marzo ricorre la giornata mondiale dell'obesità e noi abbiamo inteso approfittare appunto di questa giornata, seppur la stiamo celebrando oggi che è 9, per comunque approfittare di questo invito a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni su tutto quello che deriva da questo termine, quindi non solo il disturbo nella qualità della vita quotidiana, ma anche tutte le conseguenze, tutte le altre patologie correlate. Ci piaceva quindi dedicare un'intera giornata al tema per sensibilizzare sia nei confronti di questo disturbo, ma anche per sensibilizzare nei confronti della discriminazione, dei linguaggi stereotipati che vengono utilizzati nei confronti di chi soffre appunto di obesità. I dati sono assolutamente allarmanti, 800 milioni di persone nel mondo ne sono affette, ma anche in Italia i bambini che già hanno 8-9 anni al 20% dei casi già rischiano di essere proprio a rischio di obesità, un trend destinato ad aumentare intorno ai 13 anni. Quindi sono gli alunni che noi accogliamo nella nostra scuola, per cui abbiamo inteso dedicare la mattinata a un convegno dove ci saranno esperti qualificati che illustreranno il tema sotto diversi punti di vista, e la giornata continuerà oggi pomeriggio dove ci sposteremo in Piazza Kennedy, apriremo l'evento a tutti i nostri alunni ma anche alla cittadinanza, perché comunque ci piace poi lanciare sempre dei messaggi educativi a tutta la cittadinanza. Il pomeriggio saremo lì avvalendoci delle federazioni sportive con cui collaboriamo anche quest'anno, che sono appunto il ciclismo nella valle e il tennis Città dei Templi. Verranno gli esperti, organizzeranno dei percorsi sportivi e quindi inviteranno i nostri ragazzi a vivere questo pomeriggio insieme all'insegna dello sport, che come sappiamo insieme all'alimentazione è sicuramente un motivo fondamentale per poter prevenire e contrastare l'obesità. Sì, abbiamo raccolto l'invito fatto dalla preside, la preside Ancarossa, per incontrare i ragazzi e parlare di questa tematica importantissima. È fondamentale questo incontro perché oggi possiamo spiegare meglio, far capire meglio ai ragazzi quelli che sono le problematiche di una cattiva alimentazione, per evitare le patologie che poi potrebbero rappresentarsi domani negli adulti di domani. Quindi bene questo incontro, ha delle caratteristiche sicuramente formative e non potevamo non essere presenti a questo invito. Noi come ufficio, come ASP, ce ne occupiamo a 360 gradi da sempre. Ci troviamo in questa scuola, i nostri ragazzi qui sono bambini perché sono le scuole medie, quarta e quinta elementari, e quindi si cerca di dare loro dei consigli, c'è un approccio appunto un approccio più professionale, dando dei consigli rispetto all'alimentazione, rispetto al fatto che l'obesità è una malattia, che l'obesità, la causa dell'obesità è multifattoriale, e quindi che ben vengano queste iniziative. Importante dare ai bambini un segnale importante del fatto che l'alimentazione non è soltanto cibarsi, ma l'alimentazione è anche nutrimento, è anche qualcosa che è importante, che ha a che fare con il crescere. Quindi se io penso che alimentarsi è semplicemente assumere del cibo, allora è molto riduttivo. Io invece penso che alimentarsi è anche qualcosa di importante legato alla cultura, legato alla famiglia, legato alle emozioni. Quindi l'intervento di oggi con i bambini tratterà proprio questo, il legame stretto che c'è tra l'alimentazione e le emozioni. Il presidente del Consiglio Comunale della Conferenza dei Capigruppo di Canicattì, Mimmo Licata, ha ricevuto una rappresentanza del Comitato Civico Pro Ospedale Barone Lombardo di Canicattì, per il quale si chiede una maggiore attenzione al fine di risolvere i problemi del nosocomio. Il mistero di Anna, incontro con l'autore al Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento in collaborazione con la libreria Il Mercante di Libri.
Simona Loiacono oggi qui ad Agrigento presso l'Istituto Leonardo per presentare il suo ultimo libro. Ecco, parliamo di questo libro e perché leggerlo? È la storia di una bimba che incontra la grande scrittrice Anna Maria Ortese in un periodo della sua vita, sono gli anni 60, in cui la grande scrittrice si trovava a Milano, quindi la bambina che appartiene a una famiglia modesta, il papà è disoccupato, la mamma è una sarta, ha questa meravigliosa opportunità di vivere una settimana meravigliosa nella sua vita, e la storia è quella di questi due sguardi, quello della bimba e quello della grande scrittrice. Quanto c'è di vero e quanto c'è di romanzo? La parte della bimba che parte per andare a casa di Anna Maria Ortese è tutta romanzata, invece all'interno del romanzo c'è un viaggio, una vera e propria narrazione della vita di Anna Maria Ortese, invece quella è rigorosamente ricostruita attraverso uno studio approfondito che ho svolto nel corso di un paio d'anni, e questa è la parte vera della Lei della concilia narrazione. la sua attività di magistrato con quella di scrittrice, è stata anche vincitore di un premio Strega. No, sono stata finalista. Sì, concilio le due attività con tanta fatica, in realtà con tanto sacrificio, però credo che l'una aiuti l'altra, nel senso che la letteratura mi aiuta nello scandaglio degli elementi giuridici e il diritto mi aiuta a quel rigore. Mi abitua a quel rigore di cui anche l'attività letteraria ha bisogno, quindi in realtà le mie due vite si incastrano e convivono felicemente. L'ultima domanda, ecco, lei a chi si è ispirata come riferimenti letterari? In questo romanzo? Nella scrittura in generale, nella sua scrittura. Ho tantissime mamme, Elsa Morante, la stessa Ortese, Marguerite Yourcenar, Pirandello, Dostoevsky. È difficilissimo fare un resoconto di tutti coloro che mi hanno formata. Diciamo che ogni scrittore è figlio di tutti i libri che legge. Una visione di questo 8 marzo, un 8 marzo che vede in Italia due donne che sono alla guida dei maggiori partiti italiani, una addirittura al governo. Ecco, come valuta questa situazione, diciamo, questo momento? Il tetto di cristallo si è spaccato, si è aperto? È importantissimo che la donna possa apportare la propria visione, il proprio sguardo all'interno della società e possa apportare anche forse una modalità del vivere le dimensioni del reale, della politica, che abbia delle caratteristiche tra virgolette materne, nel senso di accudimento e di amore verso coloro che vanno tutelati, e poi sono sempre le fasce più delicate e più deboli della società, quindi ben venga un aspetto materno nella cura degli interessi di tutti i cittadini. Anche se c'è ancora da fare parecchio? C'è tanta strada, ma questo sempre. Oggi concludiamo la nostra settimana dell'8 marzo incontrando la dottoressa Loiacono, che è stata davvero una splendida scoperta. Avevamo già apprezzato nel corso della preparazione all'incontro la sua opera, ma dalle sue parole abbiamo anche avuto l'opportunità di fare ulteriori riflessioni su quello che è il valore della donna, ma soprattutto delle parole delle donne, della bellezza delle donne, della bellezza interiore ovviamente, e della scrittura delle donne e per le donne. Oggi abbiamo raccontato la storia di una scrittrice obliata, ma riconosciuta poi al termine della sua vita, come spesso accade, e questo ci ha dato l'occasione ai nostri ragazzi di riflettere su concetti molto importanti e sul rapporto tra letteratura e diritto, che davvero ci ha portato a estraniarci anche dalla realtà. Pagina sportiva, Carmelo Lentini ci presenta la partita dell'Acragas con il Castellammare in programma sabato, mentre domenica il derby Enna-Nissa a porte chiuse per decisione del prefetto di Enna. Il prossimo sabato in anticipo sulla strada dell'Acragas un altro avversario ostico, duro a morire ed imprevedibile. Si tratta del Castellammare che nella gara di andata, giocando all'Esseneto, ha mostrato gli artigli riuscendo ad imporre un pari che ancora grida vendetta.
Come si ricorderà, infatti, al vantaggio di Briones dell'Acregas, poi nei primi minuti del secondo tempo arriva il pari di Pizzo, una gara strana, combattuta, che registrò troppi errori sotto porta avversaria e alle tante azioni da gol sprecate per troppa precipitazione. Si trattò del terzo pari stagionale e si stava attraversando un periodo poco felice. Da allora le cose sono cambiate sia per il Castellammare che per l'Acregas. Per entrambi, infatti, gli obiettivi sono totalmente opposti. Il primo sta lottando per allontanarsi dalla zona calda della classifica e quindi evitare i play-out, mentre il secondo per il raggiungimento della sospirata promozione in Serie D. La squadra trapanese, allenata dal tecnico Giuseppe Mione, domenica scorsa è andata a vincere sul difficilissimo campo dell'Oratorio Marineo, proprio dove l'Acregas 8 giorni prima ci aveva perso le penne. E basta solo questo per far suonare un campanello di allarme. Teatro di questa sfida importantissima è il rettangolo di gioco del Giorgio Matranga e per superare questo ostacolo occorrerà un Acregas perfetto nel gioco, nella mentalità e con la giusta aggressività. Attualmente la classifica generale dice che il Castellammare ha 24 punti, conseguenza di 6 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte. I gol sinora sono stati 24, mentre quelli subiti 40. Castellammare Acregas è stata affidata ad Emanuele Velocci di Frosinone, collaboratori Angelo Smiraglia di Palermo e Lorenzo Biunta di Trapani. Domenica invece si gioca il derbissimo Enna-Nissa, che è una partita molto ma molto sentita. Questo scontro purtroppo dovrà giocarsi a porte chiuse. Il prefetto di Enna si legge in una nota: alla luce dei gravi episodi di violenza di cui si è resa protagonista anche la tifoseria ennese, in occasione dell'incontro di calcio disputato a Caltanissetta lo scorso 13 novembre, ha disposto che la partita di calcio Enna-Nissa, prevista per domenica 12 marzo allo stadio Gaeta, si svolga in assenza di spettatori. Il provvedimento è stato assunto per scongiurare ogni rischio di turbativa dell'ordine e la sicurezza pubblica, in linea con la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Bene, è tutto, grazie per la vostra cortese attenzione e arrivederci.